3 milioni e mezzo di euro. A tanto ammonta il giro d'affari che fino a oggi ha legato il Veneto alla Gran Bretagna. Facile dunque comprendere come la Brexit rischi di influire e non poco anche sull'economia della nostra regione. Intanto, in attesa di conoscere le conseguenze economiche della storica fuoriuscita del Regno Unito dall'Europa, la questione continua a dividere la politica. Adesso i presidenti dei vari paesi sono chiamati a una scelta, o si fa davvero un'Europa, per esempio si comincia a fare un unico Ministero della Difesa, un unico Ministro delle Finanze, oppure davvero si corrono dei rischi e quindi diciamo come tutte le lezioni della storia, ieri è stato un giorno storico, questa può essere utile se si impara e si capisce che non si può troppo a lungo tentennare, o l'Europa veramente diventa una cosa seria, utile ai cittadini, oppure c'è il rischio che questo esempio della Gran Bretagna venga poi purtroppo imitato anche da altri. Noi oggi abbiamo una messa in discussione importante dell'Europa, non le so dire quali saranno poi le ricadute di questa decisione inglese, non le so neanche dire, e tant'è vero che anche gli esperti ipotizzano solo degli scenari, se gli inglesi ci avranno guadagnato oppure no. Certo è che si è espressa democraticamente la Gran Bretagna e questo deve essere un elemento di alto rispetto, perché è stata un po' la sublimazione della democrazia. Molto probabilmente chi è a Bruxelles dovrebbe interrogarsi sul fatto che molti Stati membri chiedono di esprimersi sull'Europa, questo dà una dimensione di come si è percepita l'Europa.